Tra le cose interessanti da vedere a Montallegro c'è il Museo etnoantropologico della civiltà contadina, istituito nel 1991, gestito dall'Istituto Comprensivo Ezio Contino e diviso in 3 sezioni: il mondo contadino, l'ambiente casalingo e la vita artigiana. All'interno sono conservati numerosi attrezzi legati al settore dei mestieri tradizionali, tra questi un torchio per la spremitura del miele, gli aratri in legno, le frasche, le falci, l'erpice in ferro, sacchine e vertuli e un bellissimo carretto siciliano scolpito e dipinto a mano, donato da un benestante di Montallegro risalente al 1933. Questo è un museo della civiltà contadina che prima era nella scuola media, poi è stata realizzata quest'opera, questa struttura qua che era intestata al museo della civiltà contadina, però per decenni è stata una struttura abbandonata. Io dal giugno 2017, da quando è che mi sono insediata, la prima cosa che ho fatto è valorizzare questo museo perché è un tesoro, ci sono dei pezzi eccezionali. Lì dietro c'è il lavoro di tanti professori che adesso non ci sono più, il professore Rizzuto, e voglio citare anche l'attuale Don Antonio Duarte che è ancora, hanno lavorato tantissimo, il professore Gancarrossa, Giuseppe Gancarrossa, si sono spesi per raccogliere tutti questi reperti che sono unici. Quindi facciamo un invito ai tanti che non lo sanno, che magari attraverso TVA lo stanno vedendo. Sì, certamente, vi invito a Montallegro per venire a visitare questo Museo della Civiltà Contadina che è spettacolare, si fa un viaggio nel tempo, indietro. Una, ritengo, delle bellezze primarie della cittadina è rappresentato da questo Museo della Civiltà Contadina, perché a mio parere rappresenta intanto la cultura, ecco, del luogo, perché qua abbiamo degli oggetti dove le famiglie che hanno utilizzato le famiglie per diverso tempo, e poi quindi rappresenta dunque una tradizione popolare, quindi non sono semplicemente degli oggetti, ma è di fatto l'affetto che la città di Montallegro ripone verso questo Museo della Civiltà Contadina. Come amministrazione comunale stiamo pubblicizzando al massimo il progetto dei musei, cercando di mettere in rete anche altri musei della provincia di Agrigento. Ritengo che la cultura, ecco, sia un aspetto fondamentale diciamo, che oggi va promossa, perché molte volte diciamo, la cultura deve essere usufruita, quindi deve essere fruibile, e noi abbiamo qua questo bellissimo museo allestito in tutti i minimi particolari che cerchiamo di metterlo a disposizione non solo, diciamo, della vecchia generazione, perché molte volte chi è appassionato della cultura sono le vecchie generazioni, invece cerchiamo di promuoverlo verso le nuove generazioni, verso i ragazzi, e devo essere sincero anche attraverso accordi con le scuole, quindi dove questo museo è nato fondamentalmente in accordo con la scuola, ecco, di Montallegro, la scuola elementare di Montallegro, ed è cresciuto diciamo, grazie al suo fondatore Padre Nuara, che diciamo, ha contribuito tantissimo alla realizzazione di queste, diciamo, quanto minimo dell'organizzazione di tutta la pubblicizzazione, ecco, del Museo della Civiltà Contadina. Sì, tantissimi ricordi, se pensiamo che è stato realizzato la bellezza di 25 anni fa questo museo, non è stato valorizzato per come merita. Abbiamo in questi anni, sempre grazie a questa amministrazione comunale, cercato di potenziarlo ancora di più. Abbiamo fatto questo gioiello, nasce tutto da un progetto scolastico ed è stata la scuola proprio che ha voluto poi realizzare questo museo. Sono dei pezzi proprio originari di Montallegro che raccontano un po' la storia dell'evoluzione della civiltà contadina qui a Montallegro. Addirittura ci sono degli oggetti particolarissimi, come per esempio uno in particolare che era quello del timbro del pane. Si usava allora, quando di forno a Montallegro ce n'era uno soltanto, si usava portare lì il pane al forno e ognuno aveva un suo timbro, e quindi c'era proprio il marchio del timbro là. Sono degli oggetti che sono proprio bellissimi, come il carretto siciliano, e questo grazie a alcuni docenti della scuola, a Padre Nuara, che è stato uno degli artefici fondatori, al professore Gancarrossa, al professore Rizzuto, che sono stati proprio coloro che materialmente sono andati in campagna e nelle case di campagna andare a trovare dei pezzi e quindi crearne una vera e propria storia.
Ma praticamente è nato così come presepe, però poi ho voluto rappresentare un po' Montallegro e infatti troviamo Monte Suso, la chiesa di San Leonardo, il campanile di Montallegro sempre e le calcare e poi i vari lavori artigianali che si facevano una volta. Quindi diciamo è un presepe e in più è diciamo, la civiltà contadina di Montallegro. Ecco, come mai questa idea di fare un presepe qui in pianta stabile, non solo a Natale? Mi hanno dato l'opportunità di tenerlo qua perché non è facile montarlo e rimontarlo di nuovo, quindi mi hanno dato questa stanza, per il momento è qua. Quanto lavoro, quanta fatica per farlo? Ma ore e ore e ore, io ho lavorato per montarlo quest'anno a dicembre, praticamente ho impiegato 3 mesi di lavoro per montarlo soltanto.